L'anteprima di quello che potrebbe realmente succedere, cioè il fallimento delle imprese se non si cambia marcia da qua a pochi giorni. E il futuro non lo so qual è, esatto. C'è chi consegna la pentola, simbolo del lavoro di una vita, chi porta i libri contabili, chi mostra le bollette triplicate. D'ora in poi la pentola la useremo per chiedere l'elemosina, perché così non ce la facciamo, andiamo fuori dal negozio e mettiamo le pentole per chiedere come fare, per pagare le bollette. Le storie dei tanti baristi, pasticceri, ristoratori padovani che non riescono a far fronte al caro energia e ai prezzi delle materie prime aumentati. L'unica soluzione è alzare i prezzi. Alzare i prezzi vuol dire vendere meno, perché se sono meno soldi da spendere vuol dire lavorare meno e quindi lasciare a casa ancora persone. La paura di chiudere per sempre si mischia alla rabbia, soprattutto nei confronti della politica accusata di non fare nulla. Letta, Meloni, Salvini, Draghi e chi che sia, questo è il popolo con cui dovete parlare, queste sono le problematiche di cui bisogna discutere, perché se non ci sono queste facce non si fa imprenditoria, non ci sono dipendenti, non ci sono tasse da tirare. Dopo 2 anni di pandemia, con le restrizioni, l'agognata ripresa è stata spazzata via dal caro energia che rischia di trasformarsi in una crisi sociale. Ho dovuto durante il Covid fare purtroppo un taglio a quasi tutti i dipendenti, tra cui mia figlia che lavorava da noi perché è la società di mio fratello, lavorava da noi da 8 anni ed è stata la prima che a malincuore ha dovuto accettare un licenziamento consensuale. Muore la mia azienda, ma muore anche quella del mio collega concorrente, quindi il lavoro. Muore l'azienda familiare, principalmente lui, sua sorella, io e mio fratello, siamo famiglia, alla fine siamo piccole imprenditorie familiari. Un urlo di disperazione che sperano tutti venga ascoltato a Roma. Dopo un anno di aumenti non sappiamo cosa paghiamo. E non lo sappiamo neanche in previsione fino a dicembre. Siamo venuti qua con i grembiuli sporchi per cercare di fare qualcosa.